Quali le opportunità e le criticità del Consorzio Bonifica Veronese per questi prossimi 5 anni? Allora, le criticità sono quelle che si ravvedono un po' in tutte le regioni, sono quelle di un cambio climatico abbastanza repentino all'interno di un territorio che è mutato notevolmente in questi decenni e quindi allagamenti che si susseguono e precipitazioni di entità notevolissima in periodi molto brevi di tempo. Quali invece le opportunità adesso? Le opportunità sono quelle di riuscire a vedere la soluzione di queste problematiche nell'ambito di una territorialità che è più ampia di quello che erano i consorzi elementari di qualche anno fa e quindi un comprensorio di bonifica che vede il governo di questo territorio dalla parte alta della provincia veronese e arriva poi nella media pianura dove ci sono le risorgive fino alla bassa veronese dove ci sono stati gli allagamenti, questa entità riesce molto più agevolmente a governare le acque superficiali, riesce molto di più a cercare di regimarle, a cercare di creare dei bacini in maniera che queste acque che iniziano dalla parte più alta della provincia veronese non vadano ad allagare le parti più basse. Oltre a questo c'è tutta un'attività di recupero anche ambientale e di fruizione nei confronti dei cittadini e mi riferisco alla zona della media pianura, cioè alla zona delle risorgive, dove il Consorzio fa un grande lavoro per cercare di recuperare queste aree sia dal punto di vista ambientale per la ricarica e il recupero, la ricarica delle faglie e il recupero del territorio, ma anche per la fruizione da parte dei cittadini di un territorio che è bellissimo ed è proprio a sud della città di Verona. Quali i punti cruciali dei prossimi mesi? Nei prossimi mesi bisognerà mettere a fuoco tutte queste problematiche, fare un piano di attività, un programma cosiddetto specifico nel dettaglio che ci permetta di realizzare questi intendimenti nel tempo più breve e con le minori risorse possibili.